Siamo qui con Corrado Perini del Circolo Nautico di Chioggia e il significato di questa 11ª edizione di Chioggia Vela. Ma è una manifestazione che è nata appunto 11 anni fa in collaborazione con il comune di Chioggia e la Proloco di Chioggia Sottomarina. L'idea era quella di spettacolarizzare un po' lo sport della vela, che normalmente viene disputato in mezzo al mare ed è quasi invisibile, diciamo, al pubblico a terra. E l'idea era quella di portare appunto la vela più vicino possibile alla città, più dentro possibile alla città, con percorsi che appunto entrano nel cuore della città, nel canale della Perognola, bacino Vigo e la laguna di fronte a Piazza Vigo. Coinvolge varie realtà appunto della nostra città, ma è un territorio, quello di Chioggia, che si incontra con le altre province come quella di Padova o Vicenza. Sì, infatti collaborano alla manifestazione tutte le società veliche che gravitano su Chioggia, ma non sono tutte di Chioggia, perché oltre al Circolo Nautico e la Lega Navale, la sezione di Chioggia, ci sono anche la Lega Navale, la sezione di Padova, lo Yacht Club Padova, il Porto di Mare di Padova, lo Yacht Club Vicenza e i Venturieri, che sono una realtà nazionale e hanno una loro sezione anche qui a Chioggia. Oltre alle associazioni sportive ci sono altre realtà che sono appunto il Comune e la Proloco, la Regione Veneto contribuisce da 2 anni con il patrocinio e un contributo economico, c'è il patrocinio anche dell'Università di Padova con un trofeo alla memoria di una professoressa dell'università e poi altre realtà locali appunto di volta in volta coinvolte. L'anno scorso e anche quest'anno ci sarà una collaborazione anche con la Despar per dei prodotti che vanno ad arricchire la borsa del velista. In ultimo, molti saranno gli eventi appunto legati a Chioggia Vela, Corrado Perini. Sì, il programma di Chioggia Vela si è ampliato negli anni, adesso occupa praticamente quasi tutto il mese di settembre. Si comincia sabato prossimo con una manifestazione proposta dalla Lega Navale di Chioggia, da Yacht Club Padova, che è il rally della Laguna Sud. Poi si prosegue nel weekend successivo con Bart Bash, che è una regata che si disputa in contemporanea mondiale in tutto il mondo alla memoria di un velista, Andrew Simpson, deceduto tragicamente in un incidente di Coppa America qualche anno fa. Poi la domenica Meteor Rosa, un altro evento di vela al femminile proposto da Yacht Club Padova, per arrivare poi al weekend vero e proprio di Chioggia Vela, il 24 e il 25 settembre, con la Meteor al crepuscolo del sabato sera e il main event, che è quello di Chioggia Vela, nel sabato pomeriggio, con la domenica eventuale recupero nel caso di brutto tempo. La domenica poi ancora alla mattina trofeo Meteor Sharing in laguna e il pomeriggio le premiazioni, e prima delle premiazioni un evento che abbiamo aggiunto proprio pochi minuti fa, che è la partecipazione alla pre-premiazione del comandante della nave Vespucci di qualche anno fa, diventato famoso per il suo ingresso a vela proprio con la Vespucci nel porto di Taranto. Avremo occasione probabilmente di vederci prima delle premiazioni per uno spazio dedicato appunto a questa impresa, che il comandante vorrà illustrare anche con immagini e video.